Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana e Uno Magazine. Benvenuti a Un caffè con l'esperto e oggi abbiamo un esperto particolare, il dottor Alessandro Benettin, presidente dell'Ufficio Veneto Brevetti, nato nel 1960, sotto il segno della Vergine, quindi direi che per uno che si occupa di essere preciso, attento alle regole aziendali e non solo, è quasi una... Ad hoc. Ad hoc, perfetto. Nato qui a Padova, una laurea in economia aziendale a Venezia. Certo. Poi capiremo come mai dall'economia aziendale ci andiamo ad occupare di registrazione di marchi. Sì. È un esperto di strategie e gestione di portafogli dei marchi, appunto, in valutazione economiche degli stessi, marchi e brevetti, è specialista in ricerche documentali, procedure di opposizione, molto importante quando si vuole tutelare il proprio marchio, e consulenze tecniche di parte in procedure giudiziali e stragiudiziali. A proposito, la strada cosiddetta stragiudiziale è percorsa con maggiore frequenza ultimamente? È percorsa con maggior frequenza anche perché è la meno costosa e quindi e questo... onde evitare di andare di fronte a un tribunale o sostenere le spese relative agli avvocati e alla difesa o all'attacco, si cerca di risolvere le problematiche in via stragiudiziale e su questo argomento il mio ufficio è molto forte, insomma. Benettin, come le è venuto in mente di diventare un esperto in questo settore? Allora, questa è una storia bella, nel senso che un giorno dell'ottobre del 1984 io e mia moglie, all'epoca mia fidanzata, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: cosa facciamo nella vita? Ah, beh, bel quesito. E tendenzialmente, a seguito della nostra laurea, potevamo fare i manager aziendali, i dirigenti d'azienda, o altrimenti i commercialisti. E abbiamo detto: mettiamo un annuncio sul giornale, vediamo se c'è qualcuno che vende attività di consulenza. Ci hanno risposto in 3, 2 commercialisti e un'altra persona, il quale ci ha detto: vi vendo 3 cose: l'attività di commercialista, gli uffici intesi i muri e l'attività di consulenti in proprietà industriale. Le prime 2 erano troppo onerose per le nostre tasche e così abbiamo acquisito l'attività di consulente in proprietà industriale. Eravamo io e mia moglie, purtroppo però ci vuole, cioè senza purtroppo, ci vuole in un'attività del genere un ingegnere. E ho consultato mio fratello che Quindi un'azienda a conduzione familiare. Azienda a conduzione familiare. E abbiamo iniziato fondamentalmente io, mio fratello, mia moglie, poi mia moglie ha lasciato per lavorare in una società di informatica, adesso insegna, insomma, da tanti anni. Ma veniamo un po' alla ciccia della questione. Registrare un marchio, un brevetto, un'idea, perché si può registrare anche un'idea o no? Basta che abbia una sua applicazione industriale. Ecco, ma ci si può sentire veramente tutelati Beh, è chiaro che è come chiedere all'oste se il vino è buono, però ci dia una risposta la più franca possibile. Allora, è chiaro che c'è una legge speciale sia in tema di segni distintivi, cioè i marchi, sia in tema di oggetti, ovvero i brevetti. Ci si sente tutelati tanto quanto si è in grado di difenderci in caso di contraffazione. Perché se si registra il marchio o si ottiene il brevetto solo per farlo vedere o far parte del patrimonio intellettuale dell'azienda, un conto. Se dopo, in caso di contraffazione, si sta fermi a vedere e non ci si muove, è un altro conto. Qualcuno però può dire, sì, ma tanto prima o poi arriva il solito cinesino, ci copia e buonanotte al secchio. Certo, si può dire, non ci sono dubbi, però il marchio e il brevetto sono diritti territoriali ed essendo diritti territoriali seguono le leggi del territorio. Quindi anche se arriva il cinese qua in Italia, con la legge italiana lo possiamo attaccare in caso di contraffazione.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Lei poco fa accennava ai suoi esordi, appunto dal punto di vista dell'esperto in marchi, di come ha iniziato la sua attività. Io ricordo i miei esordi invece da giornalista. Tanti anni fa partecipai ad un convegno proprio sul diritto d'autore e ricordo un suo collega il quale citava il caso della Borsalino, l'azienda quella dei cappelli, tanto per essere chiari. Ebbene, i signori della Borsalino volevano sbarcare nel mercato giapponese e vennero bloccati, come si suol dire, da un certo, che ne so, Toshiro Mifune, uso un nome di fantasia, in realtà è il nome di un importantissimo attore, il quale aveva registrato il marchio Borsalino in Giappone. Certo. E loro hanno dovuto cedere i diritti a questo signore o ricomprarsi il marchio. Accade Certo. frequentemente questo? È il mio passatempo preferito, purtroppo che non è un passatempo, è un lavoro. Nel senso che le aziende, in particolar modo quelle padovane che vanno all'estero, molto spesso sbarcano in Giappone o sbarcano in Cina senza poter registrare il marchio perché c'è qualche cinese o qualche giapponese che ha già registrato il marchio. La legge locale impedisce la registrazione del marchio nostro perché c'è l'antecedenza, loro fanno l'analisi di novità e impediscono la registrazione e quindi ci fermano. Quindi bisogna o mettersela via o contattare il cinese o il giapponese e dirgli: guarda, Di solito, sarebbe mio il marchio, cosa dici? Ah, va bene, mettiamoci d'accordo. Esatto, di solito sono situazioni nelle quali questi signori hanno, come dire, un portafoglio vastissimo, Certo. no, di marchi contraffatti e li vendono al miglior offerente, in Molto buona bene, sostanza. esattamente. Senta, ma quali mercati danno la maggior tutela? Chiaramente il brevetto è classico degli Stati Uniti e della Germania. Quindi le leggi migliori sono le leggi americane e le leggi tedesche. Chiaro che sono leggi ottime anche quella francese, quella inglese e anche quella italiana. Adesso in Italia da 2 anni a sta parte c'è una cosa molto particolare. A seguito del deposito di un'invenzione, lo Stato regala la ricerca di anteriorità effettuata tramite l'Ufficio Europeo Brevetti. Quindi uno deposita il brevetto in Italia e dopo 8 mesi l'Ufficio Europeo Brevetti, che è l'ente preposto più importante al mondo, dice: sì, hai inventato, non hai inventato metà, hai inventato 3/4 ed è regalata. Senta, qualche azienda si è lamentata in passato per il fatto di essersi rivolto a chiamiamoli dei suoi colleghi e di non essere stato tutelato a sufficienza. Come si fa a riconoscere un millantatore o una persona poco capace nel vostro settore? Quali sono, come dire, la cartina tornasole o le domande di controllo da farsi in questi casi? Beh, allora, un millantatore è una persona che vende le nostre consulenze a prezzi molto bassi. Un millantatore è una persona che alla fine ha una storia di mancata capacità di consulenza. E poi per il resto purtroppo si cade in persone di questo genere, anche perché tutto ciò che è brevetti e marchi è completamente pubblico, quindi basta andare sui siti internet e vedere che cosa hanno fatto. Quindi si vede che lei è venuto da me a fare determinate operazioni e il millantatore lo contatta a prescindere dal fatto che io sono il vostro consulente. Quando un cliente si rivolge a voi, qual è la prima domanda che vi fa? La prima domanda che ci fa è classica: siete in grado di mantenere il segreto? Perché il problema è che se lei inventa qualcosa, viene da me e mi deve raccontare tutto quanto. E quindi io ho l'obbligo di non divulgare il segreto per 18 mesi, anche perché dopo diventa pubblico. Quindi la prima cosa fondamentale per questa attività è essere molto chiusi nel tenere. Perché uno dei problemi dei famosi millantatori di cui sopra non è solo il fatto che non vi tutelino, ma addirittura che vi soffino in maniera, come dire, indiretta l'idea. Certo.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Cosa le sarebbe piaciuto fare se non avesse fatto la carriera che ha fatto in quest'ambito? Allora, ovviamente come tutti i ragazzi giovani mi sarebbe piaciuto fare il calciatore. Poi in seconda battuta, però purtroppo, poi in seconda battuta sicuramente il commercialista, avrei fatto il commercialista. Quindi voglio dire, sempre i numeri ritornano, no, nella sua esperienza professionale. Cioè non sarei andato in azienda a lavorare. Ah, ecco, che consiglio si sente di dare ai ragazzi che non trovano lavoro? Di fare come ha fatto lei a suo tempo, di guardarsi attorno, cercare di trovare delle opportunità o di aspettare che qualcuno Ma la contatti? nel caso mio io mi sono mosso come vi ho raccontato prima. Adesso i tempi sono anche cambiati, non dico di no. Però fra nuove tecnologie e qualsiasi cosa di questo genere, effettivamente i ragazzi giovani, se hanno più spirito imprenditoriale, si buttano, eccetera, come mi sono alla fine buttato io, è il consiglio che posso dare senza ombra di dubbio. Senta, ci dica 3 oggetti o 3 cose particolari, curiose che ha registrato nel corso della sua carriera. Una tra l'altro la vediamo anche qui sul tavolo. Sì, allora questa è un'invenzione un po' vecchia ovviamente, si tratta di un orologio ad acqua, quindi nell'ambito delle nuove tecnologie di 10-15 anni fa ormai si riempie questo orologio con l'acqua e questo funziona. Cioè con l'acqua praticamente? Solo l'acqua. Ok, qua c'è un trovato, c'è un'attività inventiva che è stata ancora depositata diversi anni fa. Poi per quanto concerne cose particolari ce ne sono tante, quelle che mi vengono in mente in questo momento sono fondamentalmente molti brevetti in tema di reggiseni. Uno dice, mamma mia, brevetti in tema di reggiseni? Sì, ci sono tantissimi, fatti anche dal nostro ufficio in tema di reggiseni, ovviamente. E poi tantissime altre cose che riguardano, per esempio, abbastanza di recente, la possibilità di andare a fare delle riunioni o delle interviste correndo in macchina in autostrada, con praticamente una grandissima automobile che è stata ovviamente modificata, sala riunioni, dove correndo da una parte all'altra dell'autostrada o delle strade si possono fare riunioni. Quindi siamo passati non solo dalle teleconferenze, ma alle Esatto. teleconferenze in movimento. Teleconferenze in movimento. Quindi chissà dove andremo a finire, potrebbe dire qualcuno. Abbiamo un minuto, Sì. 3 consigli spassionati che dobbiamo ricordare a chi vuole tutelare un marchio, un brevetto, un'idea. Allora, chi vuole tutelare bene un marchio in particolar modo deve inventarlo. Cioè deve essere qualcosa che il segno distintivo non deve avere collegamento col prodotto che va a contraddistinguere. Quindi si inventa il nome, si inventa il logo, questo è il primo consiglio, l'invenzione del nome. Poi il secondo consiglio è andare a osservare e vedere tramite ricerche se qualcun altro l'abbia già inventato, e quindi la ricerca di anteriorità, fondamentale. Terza cosa, sorveglianza successiva al deposito della domanda per evitare che la gente vada a contraffare. Ecco le famose opposizioni, si fa opposizione perché si fa sorveglianza e si vede chi arriva contro di noi e si ferma immediatamente. Bene, grazie ad Alessandro Benettin, presidente dell'Ufficio Veneto Brevetti. Grazie a voi. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana e Uno Magazine.